in studio, ma non finiamo qui, anzi abbiamo da raccontare tantissimo un altro ospite illustre. Un altro ospite illustre che io stimo tantissimo, è un grande professionista, ho avuto l'onore di conoscerlo grazie al sindaco Orlando per una giornata dedicata al canale tematico di Sky, che è appunto Sky Arte. Lui oggi è direttore di tutti i canali a brand Sky, Sky Arte incluso, e Roberto Pisoni, a cui diamo il nostro benvenuto. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a te. Sappiamo che hai una mattinata molto intensa, ma dobbiamo assolutamente rubarti un po' di tempo per parlare sicuramente degli ultimi due capolavori di Sky Arte, che sono il documentario che avete trasmesso nel trentennale della strage di Capaci, e soprattutto la settimana precedente il tributo a Franco Battiato. Questi sono i due focus di cui ti chiedo assolutamente di raccontarci un po' il percorso che vi ha portati alla produzione di questi importanti audiovisivi. Allora, per quanto riguarda il documentario che abbiamo chiamato Arte vs Mafia, noi, come dire, l'unico modo con cui potevamo ricordare questo trentennale era quello di lavorare al contrario, cioè di dire come l'arte sia in qualche modo un'arma di riscatto, sia una sorta di risorsa fondamentale che ci aiuta proprio a comprendere e raccontare il mondo in modo completamente diverso. L'abbiamo fatto interpellando gli artisti palermitani, cercando di raccontare in che modo hanno cercato di raffigurare, rappresentare il loro rapporto con la città, e soprattutto anche come hanno ricordato delle figure che per noi costituiscono una sorta di eroi, no? del contemporaneo. E l'abbiamo fatto tra l'altro realizzando forse l'ultima intervista a Letizia Battaglia. Letizia Battaglia, che è un nostro amore fin dall'inizio. Il canale Sky Arte è nato con una serie che si chiama Fotografi e la prima puntata era dedicata a Letizia Battaglia. Questo per dirvi come il nostro interesse nel vedere come l'arte possa confrontarsi con la violenza in termini assoluti è stato sempre al centro della nostra ricerca, e quindi ci sembrava l'unico modo per raccontarlo con il nostro canale. E devo dire che il programma ha avuto un grandissimo risalto, grandissima attenzione. Ovviamente abbiamo intervistato giornalisti, abbiamo intervistato i figli delle vittime di mafia, ma il nostro focus era soprattutto su come l'arte possa essere una risposta, come la bellezza possa essere una risposta contro la violenza. Su Battiato, il nostro amore per Battiato è un amore che anche questo risale davvero agli esordi del canale. Noi abbiamo realizzato forse il concerto più bello che io ricordi per celebrare il canale. In occasione del terzo compleanno del canale abbiamo coinvolto Franco Battiato per realizzare un concerto in uno spazio inedito all'Hangar Bicocca di Milano, e quindi sotto le torri di Kiefer Franco Battiato ha realizzato davvero un concerto commovente che abbiamo registrato e che abbiamo più volte mandato in onda. In questo caso invece abbiamo voluto addirittura realizzare 4 puntate, ne sono già andate in onda 2, 2 andranno in onda, una domani sera e l'altra l'8 di giugno. Perché? Perché come dire, ci sembra un artista che si potrebbe raccontare all'infinito. Non ci rendiamo conto, a causa della sua eleganza e discrezione, di che mole di lavoro abbia realizzato nel corso degli anni. È davvero una discografia sconfinata che attraversa tutti i generi, e quindi abbiamo voluto raccontare nel primo episodio il suo rapporto con la Sicilia, poi con la sperimentazione, ora l'episodio di domani invece racconterà che rapporto ha avuto con la musica classica, e poi invece l'ultimo episodio sarà un episodio un pochino più intimista, che cercherà di raccontare l'uomo. L'abbiamo fatto attraverso 40 interviste, 40 artisti che hanno partecipato al concerto Invito al Viaggio, che è stato il concerto dello scorso 21 settembre e che è stato appunto il concerto tributo. Però abbiamo voluto, utilizzando quel concerto, cercare di riraccontare
Battiato in tutta la sua complessità, in tutta la sua ricchezza, il mondo Battiato, direi, non soltanto l'artista. Roberto, proprio a supporto di quello che stai dicendo, io ho voluto fare un piccolo montaggio di artisti come tributo a Franco Battiato, e questo dimostra, Roberto, il tuo amore per la nostra terra, per la nostra Sicilia, pensando e producendo questi lavori. Allora guardiamo vuoi, subito Eliana, insieme questo video, lo facciamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, mentre alla radio spazio alla musica con Marco Mengoni. Invito al viaggio è il concerto tributo che moltissimi artisti italiani hanno dedicato al grande Franco Battiato. Credo che veramente la terra, il mare, il vulcano gli abbiano trasmesso una grinta, una forza e un'ispirazione incredibile. Franco teneva tantissimo al cinema, un certo cinema. C'è tanto di siciliano, oltre il suo accento meraviglioso, di riposto. Questo amore più elevato a cui lui tendeva l'ha manifestato con la sua voce e con la sua musica. Lui una volta mi disse: il segreto per essere un uomo e artista libero è riuscire a scardinare l'arte dal fine. L'idea di base è stata quella proprio di usare la sua band con l'orchestra e i suoi arrangiamenti. L'invito al viaggio nasce da un'idea di Francesco Cattini. Ci sembrava un'impresa grande da realizzare in così poco tempo. Battiato è nei libri di storia e rimarrà come punto di riferimento per le generazioni future. Devo dire che è stata un'esperienza anche questa qui, che proprio ti nutre, sì, proprio si sale. Tanti anche i personaggi, gli artisti emblema della nostra terra siciliana che sono stati protagonisti su Sky Arte in questi sia recentemente, ma in realtà fin da quando è nato il canale, e ne stiamo parlando quest'oggi con il direttore che è in collegamento con noi, al quale stiamo rubando gli ultimi 2 minuti, promettiamo, e lo liberiamo subito. Che non è soltanto il direttore di un canale tematico che io amo tantissimo, probabilmente perché ho fatto anch'io nel lontano 2003 un canale tematico su Sky dedicato al sociale, che era Oasi TV, ma quello è un altro mondo, Roberto. Ma sei direttore di tutti i canali a brand Sky, sono 7 canali, Sky Arte incluso, e soprattutto quello che colpisce nel tuo palinsesto è questa grande qualità di immagine che tu veramente curi con grande dovizia, Roberto. Grazie. Sì, devo dire, volevo darvi una piccola anticipazione. Parlando sempre di Sicilia, stiamo preparando un documentario, l'abbiamo concluso, speriamo che abbia una vita nei festival, su Rosa Balistreri. Tra l'altro questo documentario nasce per la regia e la cura di Isabella Aragonese, nasce esattamente quando ci siamo incontrati. E cioè nasce durante la 2 giorni del festival che facemmo a Palermo nel 2018 o 2019, non ricordo, e in quel caso lei, Isabella, fece un piccolo monologo su Rosa, e da lì è nata un'idea che è diventata un documentario che, oltre a raccontare la storia di Rosa, racconta la storia di parecchie donne palermitane. E quindi questa è un'anticipazione, andrà in onda, non sappiamo ancora quando, è concluso e farà un percorso, speriamo, presto attraverso un festival importante. Allora Roberto, ti dobbiamo strappare un appuntamento quando potrai darci una data sicura per questa nuova grande bella scommessa che sa tanto di Sicilia e della quale vorremmo sapere poi qualcosa in anteprima quando si potrà. Assolutamente, ma io coinvolgerei anche Isabella che, come dire, su questo progetto si è spesa con grande generosità e con grande passione. È una delle sue passioni. Sicuramente. Era ottobre 2018, Roberto. sì, però insomma è nato un bel progetto in quella circostanza. Hai visto? Di quante cose si scoprono. Allora Roberto, noi ti lasciamo ai tuoi 1000 impegni, ti ringraziamo per aver trovato il tempo anche quest'oggi di conoscerci qui all'interno di questo Open Day Cinema, e ci risentiamo presto. Grazie mille, a presto davvero. Ciao. Buon lavoro. Adesso Grazie. dobbiamo passare subito la linea alla redazione.